Uno dei big match di giornata è quello tra GSM Verona e Mozzanica. La squadra di Longega torna a sperare nella Champions League. Quella di Nazarena Grilli allunga la striscia negativa dei risultati con un solo punto nelle ultime 3 gare. Allo stadio di Via Sogare anche la Champions League, che sarà assegnata a Reggio Emilia il prossimo 26 maggio. La prima occasione della partita è al 13° con Salvai che crossa dalla destra. Bonetti gira di prima intenzione e manda fuori. 2 minuti più tardi ci prova ancora Bonetti e poi Gabbiadini. Le due conclusioni sbattono contro il muro del Mozzanica. Dall'altra parte tocca a Giacinti che tenta la deviazione di testa sul traversone di Scarpellini. Harrison c'è. Schema su punizione che porta al tiro Marta Carissimi, palla a rasoterra e centrale. La sfera è bloccata da Gritti. Il Mozzanica si fa vedere con il colpo di testa di Iannella che termina sul fondo e con il tiro di Giacinti dalla lunga distanza. Harrison a mano aperta manda a lato. Verona pericoloso con Pirone che sotto misura spara alto. Il vantaggio del Verona arriva al 38°. Gabbiadini palla al piede, non riesce a concludere. La sfera resta viva al limite dell'area. Michela Ledri lascia partire un gran tiro imparabile per Alessia Gritti. Dobbiamo sempre soffrire, però diciamo che abbiamo meritato questa vittoria e purtroppo però non ha ancora fatto nulla perché per raggiungere il primo obiettivo mancano ancora 2 ostacoli a partire da sabato. Sul cambio fronte, miracolo di Harrison, sul cross di Giacinti arriva a rimorchio Manuela Giuliano che calcia a botta sicura. Il portiere del Verona è superlativo. Ho giocato bene e anche tutta la squadra. Scorsa settimana era molto difficile e anche oggi noi abbiamo molto bene in campo oggi. Nella ripresa subito il Verona con Bonetti che recupera un pallone e va alla conclusione che Gritti respinge. Al 15° arriva il raddoppio, Pirone serve in profondità Bonetti, Gritti salva la sua porta sul tiro della numero 10 Scaligera. La palla torna buona per Valeria Pirone che di piatto sigla il 2-0 nonostante il tentativo di salvataggio. Giacinti prova a riaprire la partita, il capocannoniere del campionato tenta da fuori, palla che termina sul fondo nel primo caso, mentre nel secondo si vede ribattere la conclusione di sinistro da Harrison. Il Verona perde Salvai per infortunio, alla mezz'ora arriva la firma di Tatiana Bonetti sulla partita, sul rinvio di Harrison la palla diventa buona per la numero 10, tocco di sinistro e appoggio in rete per il 3-0, c'è spazio anche per la neoentrata Brutti che si vede respingere la conclusione da Locatelli e poi a tempo scaduto centra l'incrocio dei pali con un gran tiro da fuori. Il Verona vince e mette nel mirino la Fiorentina, squadra da affrontare nell'ultima giornata di campionato. Le ragazze sono state veramente brave sotto un caldo terribile, con tanti problemini, però direi che è venuta fuori la qualità che abbiamo quando siamo al completo. Peccato durante il campionato di aver avuto tutte queste assenze. Era una partita apertissima, devo dire che soprattutto nel primo tempo ci sono stati tantissimi capovolgimenti di fronte, noi siamo state più brave a concretizzare l'occasione che abbiamo avuto, forse anche un po' fortunate, e quindi la partita si è messa un po' in discesa, poi però siamo state brave anche nel secondo tempo.